cosa vi avevo detto ieri? Cosa vi aveva detto? Che vi aveva detto Neapolis? Cosa vi aveva detto Neapolis ieri? Voglio. Cosa vi avevo detto? Che l'unico giocatore che secondo me abbandonerà il Napoli, che potrà essere comprato dal Paris Saint-Germain, chi era? Chi era? Chi era, Voglio? Chi era? Chi era l'unico giocatore che può comprare il Paris Saint-Germain? Perché Osimhen non se ne frega nulla di Osimhen e non se ne fa nulla di Osimhen. Kvaratskhelia. E oggi è uscita la notizia bomba del Corriere dello Sport. Indovinate un po'? Kvaratskhelia e il Paris Saint-Germain hanno un accordo. E stranamente al Napoli è arrivata la prima offerta da 100 milioni. E signori, io ve l'ho detto, io solo i numeri non prendo. Sulle numeri voglio. Intanto, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prime cose iscriviti al canale, è gratis. Stiamo pompando altissimi Waiu, mancano 400 iscritti agli 8000, quindi forza, mi raccomando, entro la fine dell'anno ci dobbiamo arrivare. Allora, il tasto like e il commento perché voglio sapere pure la vostra, perché voglio sapere soprattutto la vostra. Io ve l'ho detto ieri quando ho fatto uscire il video, ho detto vuoi vedere che Osimhen potrebbe bloccare l'arrivo di Conte al Napoli, ma Kvaratskhelia potrebbe essere la pedina di scambio fra tutto questo? Che vi ho detto io? Eccolo qui, Corriere dello Sport. Il Paris Saint-Germain ha un accordo con Kvaratskhelia. Inoltre i parigini hanno presentato al Napoli un'offerta da 100 milioni. De Laurentiis non ha intenzione di cedere il georgiano per meno di 150 milioni. Allora, io veramente ne rimango basito, perché tu devi ripartire proprio da Kvara, tu devi riuscire a vendere Osimhen, tu devi riuscire a vendere il giocatore che guadagna di più, ovvero Victor Osimhen, perché 10 milioni sono un macigno su questo calciomercato, sono troppi forti questi soldi, possono pesare tantissimo. Ragazzi, qui lo dice pure Repubblica, Kvara è il colpo che i francesi vogliono fare per dimenticare Mbappé. Il presidente si è preso qualche giorno di tempo per riflettere, sarà importante ovviamente anche il parere di Antonio Conte. Il tecnico firmerà nei prossimi giorni, disposto a sacrificare sia lui che Victor Osimhen a patto che venga costruito un Napoli competitivo. Ragazzi, cioè qui veramente stiamo cadendo nel ridicolo. Cioè tu devi ricostruire da Kvara e ti vai a vendere Kvara, vuoi ripartire da Osimhen e ti vai a vendere Osimhen. Addirittura in questi giorni è uscito Dybala, tutti quanti Dybala, il Napoli, Dybala, il Napoli, Dybala, il Napoli, il Napoli, Dybala, di qua e di là. Dybala ha annunciato che rimarrà alla Roma, quindi state tranquilli, almeno su quello siamo salvi. Addirittura Repubblica che dice ci potrebbe essere la svolta del clamoroso rivoluzione Napoli, 10 giocatori devono andare via e si parla dell'attacco Lukaku Dybala, l'attacco della Roma. Ragazzi, ma qui stiamo veramente cadendo nel ridicolo. Allora, sapete il grosso problema qual è? Naturalmente Victor Osimhen, no? Che non ha mercato. Perché il giocatore si pensava di essere il nuovo Messi, che addirittura già aveva fatto i proclami, il Paris, il City, lo United, il Chelsea, l'Arsenal. La verità è che questo non ha mercato. Questo è come Rafael Leao. Leao una clausola di 170 milioni, ma chi cazzo li spende sti 170-130 milioni per questi due giocatori? Chi cazzo ce li spende? Il problema è stato il rinnovo di contratto di questo individuo, di questo uomo, Io con tutto il bene che posso volere a Victor Osimhen, ci ha portato lo scudetto, è stato quello più fondamentale insieme a Kvara, insieme a Spalletti, è tutto il bene che gli vogliamo. Ma se tu gli vai a dare uno stipendio da 10 milioni euro netti, questo la squadra che se lo va a comprare di sicuro gli dirà: no, io a Napoli ne guadagno 10, quanto mi dai tu? Io ne voglio 12 per venire da te. Perché è così, è così. L'unica alternativa che tu hai veramente è di vendere il giocatore all'estero. Se tu riesci a vendere il giocatore all'estero, ovvero in Arabia Saudita, quella forse sarà la tua salvezza. Che arriva qualche sheikh sul cammello.
ti do 200, 300, quando ne 50 stagioni, 200 stagioni, qual è il problema? Sfundiamo un pozzo di petrolio, non ci sta problema. Ragazzi, qui si sta creando una situazione incredibile, paradossale e le notizie che dice Repubblica, io spero che siano una stronzata, vai giù, perché se questi dicono ma possono vendere pure Kvara e Osimhen, basta che si crea un Napoli competitivo, e chi mi va a prendere al posto di Kvara? Osimhen bene o male lo possiamo rimpiazzare, quello non c'è un problema, ma al posto di Kvara, talento cristallino puro che c'è nella Lega Serie A, e chi dice che quest'anno ha floppato non capisce nulla di calcio, perché andatevi a leggere le statistiche di Kvara ha fatto meglio della passata stagione, ma siccome il Napoli non ha brillato il Napoli quest'anno, allora sembra che Kvara abbia fatto una stagione di merda, ma non è così, anzi Kvara ha fatto meglio della passata stagione, sono gli altri che hanno fatto peggio, in generale in tutto il Napoli naturalmente, ma non è che volesse salvare Kvara solo perché si chiama Kvicia, però diciamoci la verità, dobbiamo ripartire da lui, il Napoli deve ripartire da lui. E ragazzi, sotto la mano non ci piove, se tu c'hai Kvara devi ripartire da Kvara, da Lobotka, da tanti giocatori che il Napoli ha, da Di Lorenzo, ma se tu già mi parli così vuol dire che tu la squadra me la stai sfasciando. Se si parla già di un accordo fra le due parti, fra Kvara e il Paris Saint-Germain, significa che il ragazzo se ne andrà, è normale, tu sei stato un anno dietro a Kvara, anzi 1 anno e mezzo dietro a Osimhen, poi ci fa fare stu rinnovo ai contratti e te ne sei fottuto di fare il rinnovo a Kvara, e questi sono i risultati, oggi te ne pentirai, scelte societarie sbagliate, fatte da un DS che non è un DS, fatte da un presidente che ha voluto fare tutto di testa sua. Questo è stato il problema di questa stagione, I procuratori poi naturalmente ci sono messi di mezzo, perché i procuratori naturalmente vogliono fare i cazzo di fenomeni, e quindi vogliono essere al centro della discussione pure loro, no? L'abbiamo visto in questi giorni con Giuffredi, invece di fare i rinnovi ai giocatori di Giuffredi, a Politano, a Mario Rui, a sta gente qua, tu dovevi fare solo il rinnovo a Kvara, e quell'altro naturalmente gli potevi dare 200-300 milioni in più, ma non che gli alzi come a Politano, l'hai alzato in una cifra scema, ma veramente state facendo? Io guardate, io mi auguro che questa notizia sia una stronzata, e spero che sia una stronzata pure l'arrivo di Dybala e Lukaku, perché è impossibile che arrivino Dybala e Lukaku, ma tu ti vai a prendere l'attacco della Roma, un giocatore che è perennemente infortunato, che è Dybala, che è fortissimo, nessuno sta dicendo nulla, è veramente forte Dybala, però ragazzi non prendiamoci per il culo, vi supplico, vi prego, però ragazzi qui si parla di rivoluzione, ma se tu la rivoluzione non la fai con Kvara in campo, io ribadisco, è stato sbagliato fare il rinnovo a Osimhen a quelle cifre così folli. Tu gli dovevi dare 6, 7/8 milioni, il prossimo anno se ne andava, perché tanto se ne andava comunque. Mo che tu gli hai dato il contratto nuovo, 10 milioni a stagione, chi è questo pazzo che spende 130 milioni per dargli 12 milioni l'anno? Ditemelo voi qui sotto nei commenti, fatemi sapere. Sempre comunque Forza Napoli, alle ore 18 uscirà un video su Antonio Conte, non vi preoccupate, ci sono aggiornamenti, forse c'è la data della possibile firma di Antonio. Che disperazione, voglio.